Secondo turno di preliminare di Coppa Italia, seconda partita per il Gem Calciotto che dopo essersi qualificato alla prima con il 5-0 alla Real Granella trova i qualificati diretti del Roma Calcio a 8 avversari anche in campionato, settimi contro ottavi. Questa è la Coppa Italia di Serie A Lega Calcio 8. Andiamo a leggere rapidamente le formazioni dei ragazzi in campo. Il Gem Calcio 8 si dispone da sinistra verso destra in maglia nera in campo. 8 Caruso, 4 Cassetti, 7 De Paola, 10 De Vitt, 9 Giulitti, 18 Jukic, 11 Moreschini in porta, 1 Federico Moser, 2 Petracca, 5 Santo Prete, 6 Max Tonetto, allenatore ovviamente Caleca. Roma Calcio a 8 che si propone invece con 4 Gosso, 14 Goletti, 9 Liberti, 10 Liotti, 11 Lorusso, 3 Oliva, 5 Paoliello, 8 Marroni, 2 Pisapia, 16 Seferi, 6 Vannozzi. Partiamo così con il Gem in possesso del pallone, toccato in avanti subito con il numero 4, si tratta di Marco Cassetti, niente meno che cambia dall'altra parte per Max Tonetto che tocca verso il centro a Marco Santoprete. Marco Cassetti che tocca in avanti, allontana il Roma Calcio 8 in maglia ovviamente giallorossa, stagione 2016-2017, 2015-2016, scusate, Roma Calcio 8 e Gem che, come accennavano prima, sono rivali anche in campionato. Settimo posto per il Gem, ottavo per la Roma Calcio 8, 30 e 32 punti rispettivamente. Si trovano qui adesso anche in Coppa Italia e subito la Roma Calcio 8 che si rende pericolosa con l'azione in solitaria del giocatore sulla destra e Gem Calcio 8 che se ne esce molto bene sulla sinistra. Azione insistita ancora delle maglie nere che toccano verso il centro e il numero 5 allontana, si tratta di Paoliello. Può ripartire allora la Roma Calcio 8 sulla destra, pallone in profondità toccato, messo in direzione del numero 8 Paroni, sempre Roma che insegue Paoliello. Gem che può andare in avanti, fa un po' di confusione alla fine, Cossu esce bene. Lo stop così lancia quasi in libertà il compagno, alla fine palla sul fondo. Pallone lanciato in avanti, il duello sulla destra, alla fine ha subito fallo il giocatore in maglia nera. Gioco fermo a 2 minuti, nessuna conclusione da nessuna delle due parti. Santoprete, Tonetto, Cassetti, Tonetto riesce a toccare per il numero 8, pallone allontanato. Roma che è decisamente pericolosa in azione in solitaria, lo vediamo anche in questo caso, il rimpallo continua a favorire la squadra in maglia bianca. Pallone toccato al centro e il primo intervento della partita in porta lo prova Federico Moser. Largo. Gira.
Pauliello. Conclusione di Pauliello sul fondo. Cambio di gioco fuori misura provato da Max Tonetto, palla in rimessa laterale per la Roma Calciotto. Sono 4 minuti sul cronometro, squadre non pericolose nessuna per l'altra, ricordiamo l'eliminazione diretta, quindi ci sta un po' di paura da entrambe le parti. Pallone toccato in avanti, prolungato, esce un po' avventatamente Moser, alla fine fa il pallone. Siamo sempre al Roma Calciotto che si affaccia in avanti, Moser con i tempi perfetti a togliere il pallone dai piedi avversari. Può ripartire qui Max Tonetto sulla sinistra, chiuso dalla numero 9 avversario. Tonetto che appoggia al centro, il controllo così di De Witt. Roma Calciotto mette a sedere l'avversario, non c'è nulla secondo il direttore di gara, si prosegue con le maglie bianche in possesso del pallone. Il cambio di gioco velocissimo dall'altra parte in direzione di Parroni che è chiuso da Santoprete, riesce comunque a mettere al centro, provvidenziale Moreschini ad allungare e nel frattempo il controllo è con il braccio. De Witt ne 2 addosso, il numero 10 tocca comunque verso il centro, pallone allontanato. Lo stop, la conclusione di Marco Cassetti, e qui rischia tantissimo il Roma Calciotto tenendola il pallone. Alla fine il fallo lo ha commesso proprio il numero 4 e allora palla alla Roma. Pauliello a spazio, conclusione e parata così. Gem ancora in avanti con Cassetti. De Witt, cambia gioco De Witt, riesce comunque ad allontanare molto bene Roma Calciotto che si affaccia ancora in avanti, tenta una giocata di troppo l'attaccante in maglia giallo-rossa, e allora conquistano ancora il pallone con Liberti che manda a vuoto l'avversario. Si tratta di Petracca, il pallone è sempre lì, un pallone contro la faccia dell'altro e alla fine Marco Cassetti, scusate, va in avanti Cassetti, messo giù, il fallo arriva puntuale per il Gem Calciotto. Eccoci qui al calcio di punizione per il Gem Calciotto con Marco Cassetti che va di punta, passa sotto a 4 gambe e alla fine il pallone fuori. Calcio in angolo battuto, cortesino dalle parti di Max Tonetto che la insacca con il mancino. Il primo gol, il gol del vantaggio del Gem Calciotto, arriva all'8° minuto il gol del numero 6 Max Tonetto. In difficoltà allora il Roma Calciotto, adesso sotto di un gol nonostante l'ottimo avvio di gara. Sono soltanto 8 i minuti ma il vantaggio è arrivato con
il gol di Tonetto per il Gem, e allora in avanti il Roma Calciotto che prova ad andare in solitaria affidandosi alle giocate di Parroni. Caruso, pallone scodellato, Roma Calciotto che allontana sempre Parroni, il faro in avanti delle azioni del Roma Calciotto. È il Gem però che in questo momento controlla serenamente la gara. Tonetto, in avanti prolungato di testa da Caruso. Roma che litiga un po' col pallone, alla fine esce bene con Pauliello. Pauliello a sportellate, il numero 5 imperioso in questa fase, alla fine si prende un meritato fallo e calcio di punizione. Parroni, chiuso da Cassetti, Parroni cambia gioco molto bene e trova il numero 6 che a sua volta cede un pallone troppo lezioso e Moreschini riconquista palla per il Gem. Cassetti fa spallate, alla fine riesce quasi a servire De Witt che allunga bene il pallone. Caruso non si intende, Tonetto è sempre in avanti, pallone ancora all'indietro, Tonetto entra ancora in area, azione fotocopia del primo gol, c'è sempre il Gem in possesso, a portiere battuto, il tiro che viene allontanato. Caruso prende quasi in controtempo Cassetti che però ha sempre lì il pallone, scusate, Tonetto va a sbattere su Pauliello che gli tiene lì la palla, aspetta qualche secondo, Pauliello è raddoppiato e alla fine è il Roma Calciotto che va via, palla al piede. Ale! Ancora! Fa girare da Roma Calciotto con Pauliello, pallone un po' allungato, Liberti la prolunga ulteriormente e alla fine la rimessa laterale per il Gem. Partita che si rilancia da una parte e dall'altra continuamente senza andare però spesso alla conclusione. In questo caso il pallone è messo al centro, bello teso, ma non ce ne sono. Gli uomini in maglia nera. Regna, come dicevamo prima, una certa paura nello sbilanciarsi troppo. Le squadre lanciano in avanti la palla ma spesso restano in inferiorità numerica. Comunque il gol è arrivato. Il tiro deviato, ci hanno fatto notare, di Max Tonetto per il Gem. Roma Calciotto che adesso si sposta in avanti, prova in solitaria, il tiro è rimpallato.
Tocco di prima molto buono, messo ancora al centro e a porta spalancata non ci arriva il giocatore della Roma Calciotto, e questa forse l'azione più importante per la squadra in maglia bianca, arriva al 13° del primo tempo. Colpo con il tacco di Jukic. Tonetto, ha spazio il numero 6 per andare, c'è Cassetti dall'altra parte, riceve il pallone il numero 4 che lancia al volo con il destro, palla altissima. Siamo subito in avanti per la Roma Calciotto, spalla contro spalla, tiene lì il pallone, il numero 16 riesce a toccare per il compagno, il tiro deviato, poi allontanato fortunosamente dal Gem Calciotto, azione che non finisce con la Roma Calciotto sempre in avanti, ancora al centro, Paroni, il tocco con la mano. Colpo di testa liberare Cassetti per il Gem, Cassetti che sbilancia e manda a vuoto l'avversario. Caruso con il mancino, Tonetto. Tonetto sulla sinistra, c'è spazio per il Gem che conclude una pennellata spettacolare questa, tentata da Federico Giulitti, palla però che termina al lato della porta difesa da Seferi. Da Goletti, scusateci. Lo stop di Jukic con il petto, pallone che termina in rimessa dal fondo. Cassetti che lancia in avanti, attento a saltare e a sostenere subito Tonetto. Tonetto non si intende con il compagno. E allora palla ancora per la Roma Calciotto, siamo al quarto d'ora, Roma Calciotto che è sotto di un gol, il gol è di Tonetto, è arrivato dopo 7 minuti in questo momento, passa, va avanti ai quarti di finale il Gem Calciotto, la partita ancora tutta da giocare, Cassetti, la conclusione del numero 4 e il gol del 2-0, lo ha trovato lui Marco Cassetti, 2-0 Gem Calciotto al 17°, l'abbiamo chiamato il raddoppio delle maglie nere. Chiamato il time out provvidenziale per la Roma Calcio a 8. Ripartiamo qui dal 2-0 del Gem, il gol di Marco Cassetti, 2 terzini, ex Roma, la Roma quella del calcio a 11, non questa del calcio a 8, che sta perdendo 2-0, una partita non giocata male, entrambe le squadre
piuttosto timorosi, sono affacciati di lato, i due gol sono arrivati entrambi da tiri, uno da distanza, uno comunque da azione gioco piazzato. Qui vediamo il Gem che si sposta ancora in avanti, manda quasi a vuoto gli avversari. Jukic entra col mancino, riapre ulteriormente, ma dall'altra parte c'è Seferi a riconquistare e a rilanciare in avanti l'azione della Roma Calcio a 8. Mancano circa 6 minuti al termine del primo tempo, il Gem è avanti 2-0, vediamo se la partita si può riaprire proprio adesso. La domestica Tonetto la schianta addosso a un avversario. Tonetto tocca al centro. Liotti. Seferi. Una giocata di Vannozzi, scusate. Diversi cambi tra le file della Roma Calcio 8 in questi minuti, il pallone è lì, Pisapia ne ha due addosso, Pisapia riesce comunque ad allargare, direzione di Oliva, c'è sempre Oliva lì che chiama il pallone, Pisapia prende un po' di tempo, alla fine serve il numero 3, fa fatica a far girare palla il Roma Calcio 8 che lancia comunque in avanti, Vannozzi che era andato anche alla conclusione, pallone però appoggiato praticamente in bocca a Moser, e allora Vannozzi alla battuta del calcio d'angolo per il Roma Calcio 8. Vannozzi tocca per il numero 10 Liotti che colpisce male a sua volta, rimessa dal fondo per il Gem Calcio a 8, il pallone però è stato deviato e allora ancora calcio d'angolo e ancora Vannozzi alla battuta. Uno schema lunghissimo a cercare il tiro al volo del numero 2, il pallone però si muove troppo lentamente, non abbastanza per impedire la rincorsa del Gem che è riconquistato, rilanciato dalla parte opposta con il numero 9 Giulitti che porta a spasso il pallone sulla sinistra, aspetta i compagni, ne ha ben due addosso e alla fine quasi va a servire un assist al compagno. Roma che può ripartire. Poi in profondità, pallone toccato all'indietro in direzione di Pisapia, arriva in gran carriera Oliva che tocca ancora per il numero 2, c'è Caruso davanti a Oliva, Oliva si gira e alla fine appoggia per Pauliello. Liotti se l'allunga un po' troppo e allora Jukic riconquista il numero 18, spalla contro spalla, non c'è nulla, si prosegue, Vannozzi. Pallone sulla destra per la Roma Calcio 8, ancora una volta prova ad andare da solo il capitano in maglia bianca che ci riesce per un paio di giocatori ma il terzo viene bloccato, vediamo questa volta, ce la fa ancora una volta il numero 16, va anche a concludere, questa volta il gol c'è ed è spettacolare per il numero 16 Seferi, il gol del 2-1 della Roma Calcio 8 che può riaprire tutto a 5 minuti dal termine del primo tempo. Eccolo qui Seferi, autore del gol del 2-1 che ha riaperto la gara e si è messa su binari molto favorevoli per il Gem Calcio 8 che adesso si respinge in avanti. Siamo al 20° del primo tempo, 5 minuti per riaprire la gara o per provare a richiuderla ancora una volta, o almeno provarci per il Gem Calcio 8 che nel frattempo va quasi a prendersi un fallo, non c'è nulla, si prosegue, regola evidentemente del vantaggio, pallone che riesce ad andare in direzione di Tonetto che conclude e in due tempi, Goletti. Ancora Tonetto. C'è un fallo? Sì, intervento duro di Caruso, calcio di punizione per la Roma Calcio 8. Eccoci qui, calcio di punizione per la Roma Calcio 8 che vuole riaprire ufficialmente la gara piantandola sul 2-2 poco prima del termine di questo primo tempo di gioco. C'è la possibilità su calcio di punizione.
Vedremo chi andrà alla battuta. C'è il mancino. Sì, proprio lui. Il mancino in porta, deviato altissimo. Ci ha provato dalla difesa il numero 2 Pisapia. Il pallone però non è stato deviato. E allora rimessa dal fondo per Moser. Jukic. Tonetto in velocità. Tonetto a servire sulla sinistra il compagno che cade su se stesso. Si trattava di Giulitti. E allora Roma Calciotto che può andare davanti Caruso che la spizza. Tonetto non si intende alla meglio con il compagno, allora di nuovo chiamato in causa l'ex romanista e ancora Moser che allontana. Colpo di testa. Siamo sempre in zona attacco, alla fine il fallo viene fischiato, il fallo lo ha commesso Liotti, gioco fermo, fallo per il Gem Calciotto. Cassetti manda a vuoto la Mercero benissimo, Marco Cassetti che lancia un volley alto. Pisapia. Vannozzi. Pisapia lascia all'indietro per Oliva. Ecco il numero 3, pallone spizzato provenienzialmente da Caruso, stava diventando un assist per Parroni, scusate. Pallone verso il centro, toccato. Sempre la Roma con il petto che prova ad andare di nuovo in avanti, ma Giulitti riconquista lì il pallone sulla sinistra, riesce a servire il compagno, il pallone all'indietro non è un granché. C'è Santoprete. Ancora Marco Cassetti, ancora al centro, questa volta non si intende bene né con Giulitti né con Jukic, palla sul fondo. Subito fallo, Liotti. Gioco fermo. Cambio di gioco niente male, a servire Vannozzi. Vannozzi se l'è però trascina da fuori. Allora gioco ancora fermo, siamo ad 1 minuto e mezzo circa dal termine del primo tempo un po' timido nel momento di affacciarsi, ma adesso che è ufficialmente entrato nel vivo con il doppio vantaggio del Gem prima e la partita riaperta dalla Roma adesso, che Roma che sta spingendo molto, anche inevitabilmente scoprendosi ad assalti come questo qui del Gem. Andiamo nel frattempo a riposo, anche con un po' di anticipo, si va a riposo diciamo sul 2-1 del Gem Calciotto, i gol di Tonetto e Cassetti, il gol che ha riaperto la gara della Roma, trovato con il capitano Klaus Seferi. Eccoci qui, ripartiamo in questo momento con la Roma Calciotto che cerca di proseguire la sua rimonta in questa seconda fase del secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie A Lega Calcio a 8, eliminazione ovviamente diretta e accesso ai quarti per il vincitore. Il vincitore in questo caso sembra rispondere al nome del Gem Calciotto, che si sposta in avanti con Jukic che si tocca il pallone un po' troppo in avanti, lo lascia sfilare Oliva, rimessa dal fondo. Rischiato tantissimo il Roma Calcio 8, lasciando lì il pallone libero alla conclusione di Cassetti, che ha sorpreso tutti, anche noi. Andando in porta il diagonale però così così. Termina lontano dalla porta, difesa da Goletti. Roma Calciotto nel frattempo si affaccia in avanti con il russo, neoentrato il numero 11 Max Tonetto, tocca in avanti, molto buona l'azione sull'asse del numero 7 De Paola, appena entrato anche il numero 7 che schianta il pallone addosso agli avversari. De Paola. De Paola è chiuso, serve con il tacco perfettamente Max Tonetto che entra quasi in area, appoggia al centro, pallone allontanato. De Paola questa volta ci va un po' corto con il piede, allora Seferi può andare, lo va a chiudere perfettamente il numero 2 Petracca, rimessa alla persona. Conclusione, fuori. Si è fermato il gioco, si è fatto qualcosa, un giocatore in maglia nera. Vediamo di capire l'identità del ragazzo, si tratta del numero 11 Moreschini. Si rialza
passa, nulla di grave, fortunatamente per Moreschini non c'è neanche bisogno del cambio, si prosegue qui con Max Tonetto che lancia in avanti lo stop di Jukic all'indietro, De Paula in profondità proprio per Moreschini che serve ancora il numero 18 che ci va con una punta di mancino decisamente improponibile da quella posizione, Pisapia. Jukic, pallone che è uscito, si lamenta il numero 18 Andrea Jukic, pallone per fuori. Jukic, in mezzo a tre Jukic, che lo portano via aiutati da un rimpallo, se ne esce bene Pauliello ma questa volta regala il pallone a Tonetto, Tonetto che lo restituisce, prova a ricevere indietro il pallone da Jukic, il gioco si è fermato con il calcio di punizione per il Gem. E alla battuta ci andrà Marco Cassetti, la posizione è piuttosto defilata, siamo lontani ma ci può stare, il tiro viene comunque rimpallato dalle gambe della barriera, il pallone che finisce dalle parti di De Paula che tocca al centro senza guardare, non era male l'idea, riconquista ancora ma questa volta c'è la Roma Calciotto che ha riconquistato e lancia in avanti per Seferi che è sulla destra, 1 contro 1 con Tonetto che gli tocca il pallone, rimessa laterale. Liotti, pallato il tiro di Liotti, siamo sempre in zona d'attacco e ancora Seferi, gli levano il pallone, si tratta ovviamente di Marco Cassetti, tra i migliori dei suoi, il numero 4 Pisapia, tocca al centro, pallone rimpallato e esce bene Moreschini, ottimo anche la partita di Moreschini, De Paula, la conclusione è rivedibile. Sempre la Roma, in questo momento alla ricerca del gol del pareggio, ma ci sta andando più vicino il Gem in verità a chiudere la gara. Qui sulla sinistra c'è il numero 5 Santoprete che tocca per Marco Cassetti, veramente un faro per i suoi, il numero 4 che tocca a Solta per un altro veterano, si tratta di Tonetto, pallone che rimpalla al centro sui piedi di De Paula, l'intervento di Jukic a buttare giù l'avversario ad impedire il contropiede della Roma. Oh, grande, poi toccata all'indietro, il tocco al volo, palla fuori. Jukic addomestica il numero 18, tocca per De Paula. Quasi sotto la nostra postazione, alla fine cambia gioco al millimetro dall'altra parte, pallone rilanciato in avanti ancora Jukic, tocca molto bene sulla destra per il compagno, siamo ancora dalle parti di De Paula che però non ci va convinto, Seferi, il pallone ancora intaccato ai piedi, il numero 16, Seferi, non lo ferma nessuno, entra in area, Seferi appoggia in diagonale e sarebbe stato un gol pazzesco questo del numero 16, il capitano della Roma Calciotto a cui è mancato soltanto la precisione del tiro. Si impiccia un po' e alla fine allontana Guletti. De Paula per Tonetto. Seferi sul fondo, tocca al centro, l'intervento è così per Moser, alla fine esce bene il Gem. Jukic, spalla contro spalla, ferma il gioco il direttore di gara e il calcio di punizione per il Gem.
Eccoci qui alla battuta. La sassata che sfiora l'incrocio dei pali addirittura di Marco Cassetti. E allora può ripartire la Roma. Sì, una Roma che passò quasi tutte per i piedi del numero 16 imperioso capitano Seferi. Cassetti di prima lancia velocemente per Moreschini. Vannozzi allontana, colpo di testa per Pisapia. Pisapia dall'altra parte per lo stesso Seferi. Eccolo qui in 1 contro 1 con Tonetto. Il tocco favorisce il gem. Allora Tonetto al centro per Cassetti. Cambio di gioco perfetto sui piedi di Max Tonetto, che ha qualche difficoltà nell'aggiustarsi il pallone sui piedi alla fine. Gira su se stesso, può andare addirittura in profondità, pallone che si rimpalla sui piedi del numero 10, lo riconquista Moreschini. Ribattuto il tiro di Moreschini, rimessa laterale. De Paula. Tonetto. Tonetto al centro, Tonetto ha sfiorato addirittura il gol da posizione incredibile. Si rimane però 2-1 ed è il 9° minuto del secondo tempo. Pisapia. Poi toccato con il tacco. Tra le urla dei giocatori in maglia bianca che stavano andando in porta con un'azione spettacolare, inevitabile però fischiare qui il fallo e dare il cartellino giallo. Niente vantaggio, calcio di punizione per la Roma Calciotto. Eccoci qui, calcio di munizione per la Roma Calciotto, battuto teso a sbattere contro l'unico uomo in barriera, si trattava di Jukic. Pisapia rimpallato, rischia tantissimo, torna alla fine da Goletti. Prende tempo Goletti, rinvia in fondo Seferi con la testa sbilanciata così l'avversario, il pallone carambolo in porta, il gol del 2-2 della Roma Calciotto. Arriva adesso l'intervento di Seferi, poi corretto in porta dal numero 9 della Roma, si tratta di Luca Liberti, il gol del 2-2 della Roma Calciotto che riapre tutto al 10° minuto del secondo tempo. E adesso a un quarto d'ora dalla fine rischiamo di assistere un finale scoppiettante. Il 2-2 della Roma Calciotto l'ha trovato Liberti, correggendo in porta il colpo al volo del sempre inappuntabile Klaus Seferi. Qui in avanti Jukic prova a girarsi, Tonetto tocca in avanti, palla fuori. E giù un giocatore della Roma. Gioco che si ferma per qualche secondo, arriva un altro cambio tra le file della squadra in maglia giallo-rossa da trasferta anno 2015-2016, banda gialla e rossa sul petto. Pallone lanciato in avanti che si rivela quasi buono per la Roma Calciotto, che però fa fatica ad organizzare una buona azione sugli sviluppi della rimessa dal fondo. E allora sempre il gem, siamo a metà del secondo tempo di gioco, la partita è adesso reimpostata sul punteggio di 2-2. Tonetto lanciato in avanti, il colpo di testa, Jukic la sponda così così. Parroni prova ad allungarsela, Parroni va spalla contro spalla con Santoprete. Tonetto da vuoto Liberti, Tonetto si sposta al centro.
Tonetto, Santoprete all'indietro per Petracca, sempre Max Tonetto, il velo di Petracca, Santoprete, sul fondo Santoprete, pallone un po' difficoltoso, Pauliello perfetto a rilanciare in avanti, il tocco di mano di Pisapia, calcio di punizione. Time out chiamato dal Gem. Calcio 8, i giocatori tornano verso le panchine, ci fermiamo per un minuto. Rieccoci in campo, siamo a metà del secondo tempo, il calcio di punizione questo è per Marco Cassetti che va, colpisce i piedi della barriera, Caruso in avanti, la capocciata di Pisapia all'allontanare, un'altra capocciata, quella di Caruso, il colpo di tacco di Moreschini, ancora Pisapia, cambio gioco molto bello, Pisapia serve Liberti e lo tiene in gioco Parroni con qualche difficoltà, regalando infatti il pallone a Cassetti che stava quasi per andare in avanti Caruso, litiga col pallone Caruso che mette in causa Moser, col mancino Moser intervengono i giocatori della Roma, Marco Cassetti perfetto, si libera di uno, poi di due, si allunga un po' troppo il pallone, allora la Roma in avanti, si fa una corsa, il numero 4 appena rientrato Cossu rimette in gioco il pallone, arriva con il fisico a toglierlo di mezzo un giocatore in maglia nera, il colpo di tacco bellissimo a liberare ancora Marco Cassetti che aveva provato a riservare a sua volta a Moreschini, Goletti è uscito bene. Con il mancino in avanti, 15 minuti nel secondo tempo, 10 minuti al termine, punteggio ancora di parità tra le due squadre. Moser, campanile alzato da Moser, pallone che quasi finisce per diventare una buona azione offensiva per il Gem. Santoprete lascia saggiamente sfilare, c'è Caruso lì davanti a lui, viene alla fine servito Max Tonetto. Scodella Tonetto in direzione di Cassetti che domestica molto bene il pallone e lo rilancia verso il centro. Moreschin non ci arriva, Moreschini, scusate. Pisapia, Vannozzi, Santoprete, palleggia e lancia in avanti Moser. Buona, scusa. Non in mezzo, bravi. Intervento piuttosto
violento questo di Santoprete, gioco che si ferma, calcio di punizione per la Roma Calcio a 8. Cambia il gioco dall'altra parte, Gem che si lancia in avanti velocemente, Cassetti ancora lì il pallone, Cassetti, che legnata questa di Marco Cassetti, il gol del 3-2 del Gem Calcio a 8, ora che mancano 8 minuti al termine, la risolve ancora lui, il numero 4 ex Roma Marco Cassetti, 3-2 Gem. C'è un fallo alle spalle del giocatore in maglia bianca, calcio di punizione per la Roma Calcio a 8. C'è l'ok del direttore di gara, vediamo il calcio di punizione, si allontana Vannozzi, la conclusione la prova il numero 5 Pauliello, nulla di pericoloso, pallone allontanato. Tocco di mano, calcio di punizione. Ecco qui il calcio di punizione per Pisapia, pallone che impatta addosso a Moser, siamo sempre in zona attacco, alla fine allontanato. E ancora Moser, la fa su. Cassetti allunga Maccela, Roma in possesso del pallone con Oliva. Oliva sul fondo per Seferi, rientrato Seferi, l'appoggia al centro, qualche difficoltà per allontanare Pisapia, spazio, il mancino, il pallone deviato sempre in attacco e alla fine arriva qui il gol del 3-3 della Roma Calcio 8 che riapre per l'ennesima volta la gara, il gol del pareggio ancora sugli sviluppi di un tiro da fuori. Lo ha trovato il numero 4. 3-3 per la Roma, vedremo dopo. È stato Cossu a segnare. Pisapia. Cambio di gioco di Pisapia, messo velocemente al centro, Moser la tiene in gioco. 5 minuti al termine, siamo ancora pari, potremmo vedere ancora una partita risolversi ai calci di rigore. Contropiede della Roma, messo in fallo laterale da Santoprete. Seferi. Toccato il pallone a Seferi, botta alla distanza, Moser respinge, siamo sempre in zona d'attacco, pallone che passa 1 millimetro dall'incrocio dei pali difeso da Moser, Roma Calcio 8, un passo dalla beffa a 2 minuti dal termine.
pallone in profondità, Moreschini anticipato. Roma ancora in possesso, pallone che si schianta sui piedi di Caruso. Intervento ancora robusto della Gem, rimpallato il tiro del Gem. Calcio di punizione, non calcio d'angolo. Marco Cassetti, ancora la battuta, ancora colpendo la barriera. Goletti. Lanci avanti molto buoni Goletti, il controllo di Gosso però è arrivato con un braccio. Tonetto in avanti, pallone messo giù, buona azione per il Gem che conclude il tiro rimpallato. Siamo sempre in zona d'attacco, alla fine rimessa in fallo laterale per la Roma Calcio a 8. 2 minuti a partire da adesso, poi presumibilmente sarà calci di rigore. Max Tonetti in avanti, ad allontanare, c'è ancora Tonetto, pallone sempre al centro, Moreschini, la battuta, si trova tu per tu con il pallone, il doppio intervento di Goletti, ci aveva provato Santoprete a 1 metro dalla porta. Cossu, chiuso molto bene da Petracca. Botta alla distanza, l'intervento di Moser è ancora una volta provvidenziale, più azioni in questi ultimi 10 minuti che nel resto della gara. Corner battuto basso, ha una buona occasione Pisavia che conclude, colpo di tacco che termina tra i piedi di Moser. Andiamo al riposo qui e presumibilmente saranno calci di rigore tra le due squadre per decidere il vincitore di questo secondo turno preliminare di Coppa Italia. E sono allora i calci di rigore il metro per decidere chi passerà il turno qui per la Coppa Italia di Serie A tra Roma Calcio 8 e Gem Calcio 8, partita finita 3-3 nei tempi regolamentari. Vediamo subito la battuta del numero 10 della Roma, il gol del vantaggio momentaneo per le maglie bianche lo ha segnato Liotti. Max Tonetto per il Gem, Tonetto sotto la traversa, 4-4. Capitan Seferi per la Roma, secondo rigore per la squadra in maglia bianca, giallo e rossa. Col mancino Seferi spiazza Moser, 5-4. Tocca a Marco Cassetti contro Stefano Goletti. Cassetti aveva intuito Goletti, è comunque 5-5.
Pisapia, col mancino Pisapia spiazza anche lui Moser. Jukic contro Goletti. Jukic aveva quasi impattato Goletti, il pallone è comunque entrato. 6-6, si prosegue. Quarto rigore, Vannozzi. Vannozzi spara in bocca a Moser, potrebbe essere questa la parata decisiva della partita. Giulitti, fondamentale questo rigore del numero 9, tiro centrale, si era tuffato Goletti, vantaggio del Gem. Pauliello, il peso della gara sulle spalle del numero 5. Pauliello, anche lui centrale, anche lui a spiazzare Moser. C'è Capitan Caruso per il calcio di rigore, vale la qualificazione. Caruso la schianta dentro, il vantaggio per 8-7 del Gem Calciotto, vantaggio che significa anche la qualificazione ai quarti di finale. Passa il Gem dopo i calci di rigore 8-7.